Benvenuti a Piazza della Radio, un luogo che racchiude la storia moderna di Roma e simboleggia il XX secolo della città. Questa piazza prende il nome dalla storica ex sede della RAI, la Radio Audizioni Italiane, situata nelle vicinanze. In legame con la RAI sottolinea il ruolo cruciale dell'area nello sviluppo della radiofonia italiana. La storia della radio a Roma è strettamente connessa all'ascesa del regime fascista nel primo XX secolo. Riconoscendo il potenziale propagandistico della radio, il regime ne consolidò il controllo. Nel 1924 fu fondata l'Unione Radiofonica Italiana, URI, per unificare l'industria radiofonica del paese. La costruzione del Palazzo della Radio iniziò nel 1929 e fu completata nel 1931. Divenne la sede dell'EIAR, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, che in seguito si trasformò nella RAI. L'edificio fu progettato per essere esteticamente gradevole e tecnologicamente avanzato, riflettendo l'importanza della radio nell'era fascista. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Palazzo della Radio fu occupato dalle truppe naziste. Lo usarono per trasmettere propaganda fascista, un periodo buio per la comunicazione. Nel 1944, con la liberazione di Roma da parte degli alleati, i nazisti in ritirata distrussero i trasmettitori radio. Oggi, Piazza della Radio è un vivace centro commerciale e di traffico, un crocevia per chi si dirige verso Trastevere. Nonostante la presenza di uno spazio verde, è spesso percepita come caotica a causa del traffico intenso. Sono in corso discussioni per la costruzione di un parcheggio sotterraneo e la riqualificazione di quest'area verde. La piazza si trova anche vicino a Viale Marconi, una strada ricca di negozi, dalle librerie ai negozi di abbigliamento. Piazza della Radio è più di un semplice incrocio. È un simbolo vivente della trasformazione di Roma nel XX secolo. Iscriviti al canale, metti un like al video, scrivi un commento qui sotto e condividi il video con le persone a cui può interessare.